Un veneziano 29enne è entrato in un supermercato di via Pertini a Mestre aggirandosi con fare sospetto tra gli scaffali e attirando l'attenzione di una guardia giurata. Poco dopo ha nascosto una bottiglia di brandy nel giubbotto e ha preso un sacchetto di patatine dirigendosi alle casse per pagare solo quelle. Ma la guardia ha visto tutto, quindi il 29enne è stato fermato alle barriere antitaccheggio. Scoperto ha detto «Bravo, mi hai beccato», spintonando la guardia e fuggendo di corsa. Raggiunto nel parcheggio l'ha nuovamente aggredita a calci e pugni. A quel punto sono arrivati il direttore del supermercato e la volante della polizia con gli agenti che l'hanno bloccato. Perquisito, il 29enne è stato anche trovato in possesso di 4 grammi di marijuana e di un grinder. Già denunciato in passato per furto aggravato e in abitazione, è stato arrestato per rapina impropria e segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti. Ha passato la notte nella cella di sicurezza della questura perché la madre ha rifiutato che venisse sottoposto agli arresti domiciliari in casa. La guardia giurata ha riportato diversi ematomi, oltre alla rottura degli occhiali.